Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 18ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Oggi si affrontano la Ragnatela Pub e l'Alitalia Calcio. L'Alitalia che tenta con l'azione in verticale, c'è il fallo subito, calcio di punizione. Partirà molto probabilmente Edoardo Pane. Ecco la sua rincorsa, il destro e la rete di Pane, il vantaggio dell'Alitalia Calcio. Ripani sorpreso e il fanalino di coda passa in vantaggio al Ciriaci, 1-0. La Ragnatela Pub ha subito alzato il baricentro, palla dentro gestita da Paresce, verticale Morezzi, la rete di Morezzi è un passaggio filtrante, non lo tocca nessuno, è il pareggio della Ragnatela Pub, 1-1. L'azione dell'Alitalia Calcio portata da Zonnu, la palla che rimane lì, c'è Daniel Neri che la controlla, gran destro a incrociare di Neri, nuovo vantaggio dell'Alitalia Calcio che oggi fa sul serio, Neri da lontano, 2-1. Attacco della Ragnatela Pub con la palla scalata a sinistra, dentro, poi c'è un rimpallo, Paresce a rimorchio, arriva Morezzi, palo pieno di Morezzi. L'Italia in contropiede, la palla giocata per Pane, l'assist dentro, arriva Zonnu da dietro, Ripani in qualche modo. Lato corto per la Ragnatela Pub, il cambio fuori, c'è Lani, il tiro cross tagliato, l'intervento di Placido, il primo ad arrivare sul pallone in scivolata vale il pareggio per la Ragnatela Pub, 2-2. La Ragnatela vuole prendere il sopravvento, corner battuto, la palla deviata, si impenna. C'è lo stop di Silvestri, il suo tiro a incrociare, gol di Silvestri, bel gol, bella coordinazione col destro, lasciato troppo solo dalla difesa dell'Alitalia, dagli sviluppi del corner, il vantaggio della Ragnatela Pub. Giro palla difensivo per gli uomini di Maceratesi, c'è l'appoggio però sbagliato allora Tombesi, al lato corto. Attende il piazzamento, poi Morezzi arriva al rimorchio col piattone la prima volta, perdona e colpisce il palo, la seconda no, Mauro Morezzi, 4-2 per la Ragnatela. L'Italia è salita, occhio che è scoperta il contropiede della Ragnatela con il 2 contro 2, la palla appoggiata a Placido, doppio passo, c'è una deviazione sul suo sinistro che vale il 5-2 e il gol della sicurezza della Ragnatela Pub, la firma di Placido. Seppur in otto l'Italia non demorde e attacca a testa bassa, Manelli, Ripani con la mano sinistra, poi arriva Ferretti, il tapin vincente, è il 5-3 dell'Alitalia che vuole rimanere in partita a tutti i costi, segna Ferretti. Azione della Ragnatela Pub, la gran protezione palla, attenzione, l'assist per Di Silvestri che prende la mira e incrocia, nulla da fare per Danti. Totalmente incolpevole sul 6-3 che chiude il match per la Ragnatela. La sfera che scorre ed esce lateralmente dal campo quando arriva il triplice fischio che termina la partita. La Ragnatela Pub vince 6-3 contro l'Alitalia Calcio che è durata, come è già successo molte volte in stagione, un solo tempo, 3 punti importantissimi per gli uomini di Dupachier. Ci serviva a livello di classifica vincere questa partita, 3 punti erano necessari per non perdere il treno playoff. Abbiamo faticato un po' troppo, non abbiamo fatto una buona partita, però quello che contava erano i 3 punti e li abbiamo portati a casa. Sicuramente siamo partiti bene, ci abbiamo creduto per un po', poi complici le assenze, eravamo 8 contati, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà, però lascia ben sperare per il futuro, comunque qualcosa si è visto almeno.